L'associazione Lab Mura presenta le iniziative comprese nell'ambito della prima edizione del Natale in via Vallicaldi, nel centro storico di Agrigento. Gloria Scafè. È Natale dove c'è comunione con le altre culture. Si è parlato in precedenza del modo in cui la città e i cittadini si stiano preparando in attesa della festività per eccellenza, ognuno a modo suo certamente, seppur nella fraterna condivisione. A proposito, c'è chi nella condivisione con le altre culture coglie fulgido lo spirito natalizio. Questo è quanto accade nella via Vallicaldi, nel cuore del centro storico di Agrigento. L'associazione Lab Mura, infatti, ha presentato le iniziative del Natale in via Vallicaldi. Come si ricorderà già dalla scorsa estate, l'associazione Lab Mura, coadiuvata dalle associazioni Artificio e Non So Stare, ha effettuato una vera opera di riantropizzazione, ossia di ripopolamento, di un luogo fantasma restituendolo alla città. In attesa del Natale dunque, il quartiere ogni giorno offrirà momenti di condivisione, concerti, mostre e cene a base di cucina senegalese. Questa iniziativa vuole essere il momento della ricostituzione di una nuova comunità, non una comunità ghettizzata e marginale come era prima in questi luoghi, ma una nuova comunità di cittadini, di uomini liberi e di artisti che si ritrovano per passare alcune ore insieme. L'iniziativa essenzialmente vuole rappresentare l'augurio per le feste. Ci sarà la presentazione del presepe realizzato da Beatrice Esposto, che è un'artista che collabora con noi, la realizzazione dell'albero di Natale e di alcuni altri momenti pittorici che sono stati realizzati. Presenteremo anche l'intero programma della stagione natalizia che si concluderà il giorno 6 gennaio e segnalo il 19 dicembre la visita del Vescovo al Teatro della Posta Vecchia con un incontro conversazione sul tema dei migranti e del centro storico e poi un momento di comunità qui in zona con noi e concluderemo il giorno 23 per i saluti natalizi. Tra le iniziative spicca l'inaugurazione di un giardino realizzato laddove è crollato un palazzo. La nostra operazione è stata sostanzialmente quella di riqualificare questo crollo praticamente che c'era stato, quindi si è venuta a creare questa piazza e abbiamo voluto abbellirla con un'installazione che comprende anche un giardino. L'operazione devo dire che è andata abbastanza bene, siamo soddisfatti del risultato e presenteremo l'opera alla città cercando di coinvolgere i cittadini attraverso l'iniziativa Regalo un fiore ad Agrigento, tramite la quale tutti i cittadini potranno contribuire personalizzando la propria cassetta con il proprio nome e scegliendo la pianta, diciamo, da regalare ad Agrigento. Ovviamente ci tengo a dire che il giardino è dedicato a Nelson Mandela in quanto simbolo di comunità, simbolo di, diciamo, integrazione multirazziale e multietnica di cui questo quartiere comunque si fa portavoce per tutta la città. È importante dire che il significato dell'installazione è quello di ricreare un muro sostanzialmente, un muro che sta a significare la società, diciamo, che rinasce dalle sue ceneri, quindi dal crollo cerca di riemergere attraverso un'operazione di impegno civico, di volontà proprio di avere un modo dell'abitare migliore.